bisogna essere deficienti, che c'è la possibilità di fare il restauro a 110, spendendo poco in ti te metti contro. E ora tifo, Scusate amici di Senza Skei, ma purtroppo questa sera qui c'è la riunione condominiale, il tema è il bonus del 110%. Ma davvero? Pensavo fosse un congresso dei premi Nobel. Lo sai che le riunioni condominiali tirano sempre fuori il meglio dalle persone. Ma non solo le riunioni, qualsiasi momento di vita condominiale offre degli spunti memorabili, credibili. Pensate anche solo a quei pochi secondi in cui ci si incontra, ad esempio, in ascensore. Un po' di imbarazzo, no? Ma in fondo si è sempre così gentili. Salve, buonasera. Lei va al 9, vero? Sì, grazie. Di parlare non se ne parla. E allora cosa si fa? Il sorrisetto di circostanza. Lo sguardo basso. L'occhiata all'orologio, poi al cellulare. Un sospiro. La lettura dei dati tecnici sulla placchetta ad ottoni. Però portata massima a 270 kg, però. Lo sguardo sperso nel vuoto, fingendo di essere assorto in chissà quali pensieri. Ma se questi pensieri si potessero sentire? È da 12 anni che abiti sotto di me, mi chiedi ancora. Lei va al 9, vero? No, stasera vado al terzo, poi faccio 6 rampe saltando, così per variare. Del resto abito in un condominio dei deficienti. Sì, ridi. Ma ti diverti tanto a parcheggiare a macchina davanti al mio garage? Sì, ti sa che domani arriva la lettera del mio avvocato, testina? Ti sa che ridai che dopo passo Mi ha anche messo un cartello sul parabrezza. Lei è un incivile! Ti aspetti che ti sposta la macchina. Là te la lascio finché ti va via di testa. O ti pensi che non sappia che il sacchetto di scoasse che trovo tutti i giorni davanti alla porta di casa ti me la sitti? Signor postino, è da un po' che non mi arriva la posta. Per forza, ti butto via col Tovani di Ferfa soccorriando i pandai domenica al stadio. E sempre lo farò finché che il deficiente detto fio su una chitarra elettrica e un sedia a sera. Ma fosse un bravo po'. Ah, che soddisfazione fumare la sigaretta e centrar quei cicca i nanetti di terrazza. Che gioia mandare mia moglie a sbattere la tovaglia e vedere che i piante sono tutte piene di fregoe. Se penso che tu muggere, ganca dito, ma perché una sera non venite da noi? Ma dica che scatto è un detto muggere, che invece di sparare ste bue e comincia a mettersi un per de savate invece di andare in giro poi a casa in tacco 12 o da sentire tutta la sera. Ma cosa fate di notte voi? Spostate i mobili? No, perché poi ti lamenti che di notte mio suocero tiene la TV col volume troppo alto. Sa, ci vorrebbero delle cuffie. Certo, le aveva. Ghigo, spaccami! Ma se sono arrivato perfino a comprarmi un can, pensami che odio le bestie, ho comprato il peggiore, un chihuahua, pur di avere la soddisfazione che abbaiando vi rompesse i coglioni. Io ne faccio una questione di principio, Se adesso entro in casa e sento abbaiare che a pantegana nevrastenica, giuro che stanotte tacco tutto, lavatrice, asciugatrice, asciugatore e condizionatore, mi sono fatto installare un contatore da 16 kW pur di taccare tutto e rovinarti la vita. Prega il tuo Dio alla prossima riunione di condominio. Che ti capi bisogno di qualcosa, anche solo di mettere una pianta sul pianerottolo. O che ti salti fuori ancora con che troiata. Mettiamo gli addobbi natalizi sulle scale. Mi te voto contro. Sì, te voto contro. Perché te odio. Te odio. Te odio. Siamo arrivati. Già. Buona serata allora. Ma no, buona serata a lei, E mi raccomando, mi saluti tanto la sua signora, Senz'altro, ma anche lei la sua, Nino con Skei, era un mago, niente! Niente. Continua. Sì, sarò un cretino, ma senza il mio voto non aveva maggioranza, altro che 110!
Andiamo a finirla, no? Basta! Sì, basta, Basta. infatti noi abbiamo finito.